Intervista, pronti? Allora, siamo con il patron del 61esimo trofeo Luxardo. Un'esperienza nuova. Esperienza nuova, esperienza da bambino sono qua, da ragazzino sono qua. Comunque dopo 61 anni, grazie a cielo la salute mi permette di finirlo, di continuare a farlo. La gara sta andando, l'organizzazione sta andando piuttosto bene, abbiamo 208 iscritti nell'individuale, il che è un record assoluto, sono di 40 paesi differenti, altro record. E poi abbiamo nella gara a squadre 23 squadre nazionali, che è un record non credo che sia, però ci siamo vicini. Chi sono i favoriti? I favoriti in questo momento, vista la situazione internazionale, sono i coreani e gli ungheresi, tutti e due con due personalità ad alto livello. L'Italia, diciamo la Russia è scomparsa in questa stagione, la Cina pure, c'è una discreta squadra dell'Iran, quindi nuove aree che si aprono alla scherma e che va benissimo, sono ragazzi molto preparati. E poi c'è l'Italia naturalmente, dove il più forte in questo momento è un certo Curatoli, giovane anche 24enne, e poi c'è Belré, un altro abbastanza forte, ha fatto il terzo qui da noi 2 anni fa o 3 anni fa, e poi naturalmente c'è il solito Montano, che ormai fa solo gare individuali a squadre, non è più il più forte, però insomma è sempre un uomo che ha un grande charme e attira pubblico e si classifica sempre in maniera decente alle gare. Vista la sua età abbiamo solo cavalli cappello. Certamente, il palcoscenico è di prima grandezza, le star che vengono sono tutte le più importanti della sciabola e il comitato organizzatore come ogni anno è puntuale e realizza realmente qualcosa di grande, di importante per la città di Padova. Certo, credo che sia, la ringrazio della sottolineatura, credo che sia il più importante evento sportivo che si svolga a Padova, perché a livello mondiale con 250-300 persone che vengono da tutto il mondo per 4-5 giorni fisse a Padova, c'è anche un risvolto di carattere turistico-commerciale evidentemente, ma c'è anche dal punto di vista sportivo una cosa molto molto importante. Grazie mille dottor Luxardo. A lei Leone, molte grazie.